Ti ringrazio perché molti mi fermano, mi dicono sono stati a firmare, ma del resto non avevo dubbi che non ci fosse questo calore nei miei confronti, insomma la gente me ne parla in giro. Dall'altro le dichiarazioni di Vannacci le vedo, ma insomma, Vannacci non mi risulta neanche che sia iscritto alla Lega, quindi non ho altro da commentare. Quindi non lo teme. Ma no, guardate, io ho altri problemi che sta lì a commentare Vannacci. Cioè. Liquidato nel tempo di un amen, Luca Zaia Fredda, Roberto Vannacci, che sabato da Torcello ha lanciato la sua personale corsa e quella del suo movimento Il Mondo al Contrario in vista delle regionali. Per quanto eletto nelle file del carroccio salviniano all'Europarlamento, il generale appare sempre più corpo estraneo, soprattutto in quella Lega serenissima che si sta misurando nelle piazze del Veneto su candidato presidente e terzo mandato. Una raccolta firme che sembra tonificare sia base che colonnelli. Alberto Stefani aggiorna il quadro. Abbiamo superato le 55.000 firme in 9 giorni con quello di oggi. Nel corso della settimana avremo ulteriori punti di raccolta firme e continueremo nel corso delle prossime settimane. Diventerà una raccolta firme strutturale. Abbiamo anche lanciato online il nostro contatore ufficiale, quindi continueremo ad aggiornare i veneti sullo stato delle cose. Stato delle cose che potrebbe però precipitare qualora non si trovasse un accordo interno al centrodestra con i meloniani che ribadiscono la loro parola d'ordine: unità da Venezia a Roma. Io credo che la maggioranza degli elettori della Lega, come la maggioranza degli elettori del centrodestra, vuole un centrodestra unito. Lo ha chiesto nel 2022 con le elezioni politiche, con un risultato elettorale molto importante, e nel 2024 con le elezioni europee. E penso ancora di più che questo debba essere un rispetto nei confronti dell'elettorato che vuole un centrodestra unito per sostenere l'attività di governo. È assurdo che in Veneto ci si spaghi e poi a Roma si governi insieme. Governo che a livello nazionale deve però reggere l'onda d'urto del caso Al-Masri. Nelle scorse ore una vittima del torturatore libico rimpatriato dall'Italia ha presentato un nuovo esposto contro la premier Meloni, il ministro all'interno Piantedosi e quello alla giustizia, il trevigiano Carlo Nordio. L'ipotesi è quella di favoreggiamento, ovvero di aver permesso al boia libico di sottrarsi alla giustizia della Corte Penale Internazionale. Rimane una necessità di chiarimento politico, questo sì, che spetta alle nostre istituzioni, in questo caso spetta al governo, ed è assolutamente necessario per chiarire una vicenda inquietante.